Siamo qui con Leone Rodà, grande protagonista di questa vittoria nell'infrasettimanale. Descrivici le 3 parate. Beh, sono state 3 interventi che per me penso non ripeterò mai più in vita mia e penso di aver eseguito 3 belle parate e aver salvato abbastanza la squadra oggi. Sono contento del risultato portato a casa. Vi aspettavate così difficile oppure... Onestamente non me l'aspettavo così difficile, anche vedendo la classifica, però le differenze si vedono in campo, erano una squadra ben strutturata, hanno giocato bene e sono stati bravi a difenderci fino all'ultimo. A settore esterno, qual è stata l'impressione di questa gara? Bene, abbiamo giocato bene, abbiamo difeso bene, era difficile la partita ma ce la siamo ottenuta. C'è stata un'espulsione un po' dubbia, però abbiamo giocato bene, felici per la vittoria. Potete chiudere gli anni in bellezza la prossima domenica? Sì, la domenica dovrebbe essere facile e sono riflettori per lo Zario che è molto importante. Siamo qui col capitano, no? A Cross, descrivici la gara di oggi. Molto complicata, soprattutto dal punto di vista tecnico, perché loro si difendevano molto bene e noi abbiamo provato ad attaccare dal primo minuto e appunto, come detto, si difendeva molto bene, ma siamo riusciti a trovare il gol dell'1-0 e dopo ci siamo chiusi in difesa. È stata una partita anche difficile a causa del rosso da circa appunto inizio primo tempo, però siamo riusciti a difenderci bene e sono contento per questo. Cosa è cambiato nel secondo tempo? Abbiamo messo più grinta sicuramente, abbiamo lottato su tutti i palloni e siamo riusciti a finalizzare anche le opportunità che abbiamo avuto. Migliore in campo per te? Per me si può dividere tra il portiere e anche il difensore centrale Baruzzini.